Raga, mettetevi comodi, in questa nuova serie andremo a realizzare il mio gioco. Ciao, ma bentornati nel primo video del 2025 che parte croccantissimo. L'anno scorso è partito alla grande col progetto Impavida, per chi se l'è perso ve lo lascio qua nelle schede, c'è una playlist incredibile. Quest'anno ci hanno ricontattato i ragazzi di Impavida per puntare ancora più in alto. Raga, anche quest'anno sfida contro il tempo, abbiamo circa un mese di tempo per realizzare tutto e non siete minimamente pronti a vedere quello che succederà e onestamente nemmeno io. Prima di partire un veloce recappino di quello che è stato il 2024. Mi dispiace di non essere stato così costante nella pubblicazione, ma ci sono stati sviluppi molto importanti all'interno della struttura di tutto questo mega progetto, sia della parte editoriale, quindi Big Rocket Project, quello che vedete qua sui social, sia nella struttura che riguarda l'ideazione, la progettazione e realizzazione di progetti su misura. Vi spiegherò comunque meglio tutti questi cambiamenti, persone nuove all'interno del team più avanti. I primi 2 mesi dell'anno scorso sono andati per il progetto Impavida. Avete visto, è stata una lotta contro il tempo, incredibile progetto, sopra ogni nostra aspettativa, sia dal punto di vista di progettazione che realizzazione. Ci sono stati vari intoppi, ma secondo me li abbiamo saputi gestire alla grande e il risultato è stato confermato anche appunto dal nuovo progetto di quest'anno. I mesi successivi, da marzo a luglio, sono stati dedicati a dei progetti su commissione. Non sono ancora usciti video su questi progetti qua, ma li vedrete più avanti appena ho tempo di organizzare anche questi qua. Uno di questi l'avete già visto, che è il video della staccionata qua fuori. Il resto dei mesi fino alla fine dell'anno invece li ho utilizzati per realizzare dei piccoli progetti per clienti, qualcosa di non troppo interessante che forse vi ho fatto vedere qualche spoiler, ma principalmente per lavorare dietro le quinte per dare delle fondamenta ben solide alla parte di progettazione e realizzazione, cercando di introdurre altre persone che portassero dei valori e la qualità di questi lavori ad un livello successivo. Ci sono 1000 dettagli che dobbiamo guardare ancora di questo progetto. Prima di tutti qua in Proto Room tanti dettagli che dobbiamo fare sono per lo più di prototipazione. Abbiamo già cominciato a fare dei test con la stampa resina per fare delle stampe con una tecnica particolare che non ho ancora visto online, ma sicuramente vi porterò un video dedicato a questo. La Proto Room, come avete visto, è sempre e costantemente in evoluzione per performare al meglio e per permetterci di portare prototipi più in fretta e di migliore qualità. Ma non perdiamo altro tempo, perché appunto abbiamo solamente un mese di tempo. Andiamo in ufficio e vi spiego meglio che cosa dobbiamo fare. L'anno scorso è andata benissimo con la fiera, abbiamo raggiunto tutti gli obiettivi che ci eravamo prefissati, il cliente è stato soddisfatto al 100%, però c'è stato un problema. Abbiamo dato l'esempio di come si fanno gli stand anche agli altri birrifici, per cui quest'anno c'è una gara a chi la butta più in alto e noi non dobbiamo lasciarci trovare impreparati. Uno degli obiettivi di questo allestimento è sicuramente riciclare la maggior parte degli elementi che abbiamo realizzato l'anno scorso, ma se ci basassimo solamente sul riproporre gli stessi elementi anche in una configurazione diversa, il risultato non si ottiene. Quindi dovevamo pensare a qualcosa di più, qualcosa che rendesse di nuovo quello stand e quegli elementi unici, ovvero accompagnarli a una strategia di comunicazione. Come vi dicevo prima, il 2024 per me è stato un anno decisivo dal punto di vista della struttura aziendale. Proprio per questo sono stato dietro le quinte a lavorare molto per cercare le persone adatte con cui collaborare e con cui strutturare questa strategia di comunicazione che ho appena parlato. Per questo da quest'anno sto collaborando con altre 2 figure chiave in questo progetto che superano, diciamo, di tutta la parte comunicazione e marketing. Ma ora arriviamo alla ciccia, vi faccio un'anticipazione su quello che vedrete in questa nuova serie. L'anno scorso avevamo a disposizione uno spazio espositivo di 4 metri per 6. Quest'anno hanno deciso di prendere uno spazio differente dal punto di vista dei muri e del confine con altri stand, e leggermente più grande. Passiamo da 4 per 6 a 4 per 8 metri. Quindi come vedete qua, questo qui è tutta l'area espositiva. Partiamo con gli elementi che andremo a riciclare. La prima roba che abbiamo voluto riciclare è sicuramente lo spazio di magazzino, legato al nostro progetto per 2 motivi. Uno, per questioni di spazio, 2 per avere il telaio che sorreggeva la lattina Leadwell. Quindi come state vedendo qua, il muro è sempre obliquo, ci sarà sempre una porta e ovviamente sopra questo nostro
magazzino abbiamo la nostra lattina LED wall, questa qua in grande. La lattina LED wall l'anno scorso è stato il pezzo più acclamato, fotografato, discusso di tutta la fiera, si parlava più della lattina LED wall che di birre. Quest'anno torna nella stessa identica versione ma aggiustata con un po' di modifiche e migliorie. Gli altri elementi fondamentali che abbiamo avuto sono ovviamente queste magnifiche spillatrici. Quest'anno molto probabilmente ne useremo solamente 3 su 4 che ne abbiamo realizzate l'anno scorso per questioni di spazio. Le lattine saranno identiche, abbiamo già realizzato l'anno scorso post fiera delle modifiche che ci erano state chieste, quest'anno non facciamo altre modifiche. Altro elemento fondamentale che ritroviamo nella fiera è ovviamente il tavolo in rovere che abbiamo realizzato l'anno scorso. Si tratta di questo tavolo in massello con 2 gambe, una fatta totalmente in lamiera, incisa al laser con il logo di Impavida, l'altra è semplicemente una gamba in legno. Per questo elemento non dobbiamo andare a fare nessun tipo di modifica strutturale, dobbiamo solo andare a progettare e a realizzare alcuni accessori. Altra cosa, ovviamente si parla della insegna, ne utilizzeremo solo uno quest'anno che è questa qua, quella rotonda del logo retroilluminata. È un'insegna che vi è piaciuta molto e anche qua non dobbiamo fare modifiche, molto probabilmente la metteremo qua a fianco allo stand. Tutto il layout che state vedendo ovviamente è ancora in fase provvisoria, diciamo, non so dirvi se sarà effettivamente disposto così, ma diciamo che per l'80% non dovrebbe essere differente. Mettiamo giusto un po' di persone per vedere in scala come sono. Abbiamo il nostro amico tranquillo che sta aspettando la birra, uno al telefono e il nostro John Wick pronto. Perfetto, questi erano tutti gli elementi che andremo a riprendere dello stand dell'anno scorso. Che cos'è appunto che porteremo di nuovo e quello su cui ci concentreremo maggiormente? Come vi dicevo prima, la parte di comunicazione e strategia in questo stand è fondamentale. Per cui ora non sto a spiegarvi la campagna, anzi commentatemi anche qua sotto se vi potrebbe interessare sapere un po' più di dietro le quinte rispetto a questo discorso di campagna, però è un canale che parla di progettazione e realizzazione, per cui ora vi faccio vedere cosa abbiamo pensato. La parte più interessante di questo stand è sicuramente l'elemento del gioco. Il gioco è composto in questa maniera, ve lo faccio vedere velocemente perché potrebbe variare in alcune parti. Il gioco è questo qua. Si tratta di un gioco analogico, un gioco che usa delle palline che deve passare in un percorso e arrivare a una fine. Alla fine riceverete dei premi e dei gadget che altrettanto dobbiamo finire di realizzare. L'obiettivo per me di questo gioco è legato, oltre alla parte costruttiva, di tutto quell'aspetto di UI, ovvero l'utilizzo che ha il concorrente che viene a giocare, per cui ci sarà elettronica, Arduino, circuiti, sensori, luci automatizzate, vedremo delle strisce LED particolari e programmabili, per cui quest'anno si punta veramente in alto. Usciamo ovviamente come sempre dalla nostra zona di comfort per sperimentare e migliorarci. Bene raga, non vi voglio spoilerare altro per ora, questo era semplicemente un piccolo accenno di quello che vedrete in tutti i prossimi contenuti. Vi ricordo che abbiamo solamente meno di 30 giorni per prepararci per tutto, andare a allestire, caricare, fare e tutto il delirio che c'è stato l'anno scorso. Quest'anno il team è più grande, siamo in più persone, dovremmo essere più preparati, o almeno dovremmo esserlo. Anche per quest'anno siamo riusciti a farci dare 10 biglietti gratuiti da regalare a voi della community e partendo da questo video ne selezioneremo uno che vincerà il biglietto. Quindi se volete provare a vincere uno di questi 10 biglietti che ci sono in palio, ne metteremo uno in questo video e poi in tutti gli altri della serie, per venire in fiera, venire a trovarci, giocare con noi e passare una bella giornata, lasciate qua sotto un commento di qual è la più strato bella tega che vi piace di questo stand. Quindi raga, questo era lo stand di quest'anno, io non vedo l'ora di cominciare. Ovviamente vi ringrazio sempre per supportare questo canale. Se sono qua quest'anno di nuovo a fare questi progetti incredibili è sicuramente anche merito vostro che mi seguite da tutti questi anni, e preparatevi perché non siete minimamente pronti a quello che verrà.